money that I don't accept. Buongiorno e buongiorno di Mercurio, in quanto oggi è mercoledì. E dato che oggi è mercoledì, cosa ha oggi Jack? Fame, tanta. E voi potreste rispondermi, perché il lunedì, il martedì e gli altri giorni della settimana Jack non ha fame? No, Jack ha sempre fame, quello lì è il problema. Solamente che ormai sto finendo i biscotti, sì, sono un animale e dovrei comprarne un pacchetto nuovo. Sì, non c'ho voglia, sono stanco. Wow, 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 wow. Fame, cibo, fame, cibo, fame, cibo. Ora vi faccio vedere mentre apro la tenda, perché sì, prendo il mio bellissimo bastone, che detta così potrebbe suonare in modo molto strano. Però va bene, e ora faccio così. Non mi vedete? Aspettate che mi giro meglio. Ammirate la perfezione del mio talento. Wow, lo so, come me ce n'è uno solo. Cibo, 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 cibo. Cibo, 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 cibo. Ragazzi, ci tenevo a mostrarvi che questo è il premio del mio bellissimo giveaway. E ci terrei a farvi sapere che stasera farò l'estrazione del vincitore, in quanto sì, abbiamo un vincitore e stasera lo mostrerò a tutti voi, tutti quanti, dal primo all'ultimo. Quindi state pronti e preparatevi a vedere una telecamera che non mette a fuoco dove voglio io, ma fa un po' come ne voglia lei. Però preparatevi, perché sarà un'emozione unica. Wow. 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 Le libellule sopra i stagni e pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna regola, le tue... Non la ricordo purtroppo, lo so, faccio schifo, cambio canzone, è una buona idea, vero Santos? Si cambia canzone, Santos. Sì, anche Santos dice di sì, questo video non so se lo caricherò, quindi ciao. La mia vita è fantastica, non faccio un cazzo e la gente dice caspita. C'è chi parla la mia lingua, chi la lingua se la mastica, chi succhia così forte che ti attrizza la sfastica. Oh boy, gotta catch 'em all. I like Pokemon. I like fire. Pokémon, carte Pokémon, carte Pokémon. Le devo avere, ne ho bisogno. Carte, ne avevo bisogno. Mattia, Mattia mio fratello, se mai vedrai questo video mi dispiace, ma ne avevo bisogno io. Ok, non ho visto il fumo, ma ho altri vizi peggiori, lo so. Ora con delicatezza apriamo la bustina. Non è vero, apriamo adesso! Allora, possiamo osservare che la prima carta è un Rowlet. E ora si fa così. Si girano, si toglie l'ultima carta. 1, 2, 3. Una davanti,
una dietro. Presumo. E ora osserviamo insieme. Un Rowlet, un Lilipop, uno che non conosco, un Pikachu, uno che è bello ma non riesco a ricordarmi di dove viene. Wow, questo è sbreluccicoso. Ed è della quarta espansione. Un'energia, un amo, un ambifon, un ultra necrozma, ragazzi, non è molto raro, ma è un ultra necrozma. Cibo, 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 cibo. Le chef cucinateur, buono, buono, buono. Buonasera a tutti ragazzi, questo è il momento del giveaway. Chi sarà il fortunato vincitore? Bah, ho preparato un sacco di foglietti qua dentro da poter raccogliere e capire chi ha vinto. Pronti per l'estrazione? E il vincitore è... Ragazzi, no, ho vinto io. Grazie, siete i migliori. No? Non ci posso credere, è un'emozione unica. Vorrei salutare e ringraziare mia mamma per aver sempre creduto in me, mio papà perché è forte, mio fratello perché è un grande. Ragazzi, siete i migliori, grazie. Ma soprattutto voglio ringraziare Jack di Gir del Jack, perché senza di lui non avrei raggiunto tutto ciò. Allora vi spiego rapidamente cosa è successo per il giveaway. Sono passati 3 giorni, non avete raggiunto i 20 like, di conseguenza questo qua sarà un premio che magari ridarò più avanti. Per ora me lo tengo io, mi avete gli Yoshi blu. Allora ragazzi, stasera siamo rimasti in 3 e basta in ostello perché gli altri sono usciti, noi non c'avevamo voglia. Ora tentiamo di chiedere ad Andrea il passepartout per rompere un po' le balle nelle stanze degli altri. Ci si diverte stasera. Allora ragazzi, devo parlare piano perché Santos sta dormendo e dopo devo farvi vedere una cosa. Però va tutto bene. Stasera ho chiamato la Fra, la mia cara mogliettina, cioè moglie, è una delle mie più care amiche e ci sono a sentire anche perché lei si è trasferita anche lei per studi, io per lavoro, quindi stavamo vedendo magari per rincontrarci prima o poi e nient'altro. La frase di oggi, anzi prima devo salutare le persone che hanno ascoltato il video fino in fondo, ovvero a Filippo Scaramuzza e a Dario Zatti, effettivamente l'effettivo Dario, che salutavo nel video. La frase di oggi sarà dentifricio, denti e fricio. Quindi adesso capirete il perché. Sì, quella è la mano di Santos e quello è dentifricio. Sì, Santos sta dormendo. Buonanotte, fiorellino. Ah, prima che mi dimentichi, visto che mi hanno detto che i miei video sono ogni tanto monotoni e che faccio poche cose, proponi tu cosa posso fare. Se tu lo scrivi nel video di oggi, domani ci proverò. Ovviamente, se è fattibile.